Siamo ancora qui a Sauris a parlare con Andrea. Andrea che è un abile artigiano, un uomo capace di ricostruire le cose come un tempo. Ha ricostruito oggetti, ha ricostruito attrezzi, ha ricostruito le malghe come lui le aveva viste quando era giovane, ma poi ha anche una memoria ancora molto forte e quindi si ricorda di quando era boscaiolo, ma anche di quando questo mondo stupendo di Sauris ha cominciato a conservare la carne e quindi i prosciutti. E loro ne parlano, se lo ricordano e quindi è bello rivedere ancora questo mondo di un tempo, riassaggiare sapori come un tempo e rivedere anche questi luoghi come loro li vedevano quando erano giovani. Sì, a noi interessavano anche le feste di una volta, quando avevate delle feste particolari qui a Sauris. Particolare era Sant'Osvaldo, che è il patrono. Ah, quando è Sant'Osvaldo? Quest'anno lo fanno il 4 o il 5 agosto. Se no era sempre il 5 agosto, però dopo si vede che la gente era fuori sempre a lavorare e hanno fatto la prima domenica o la seconda di agosto. Più vicino. Poi era la Madonna di agosto, no? E poi c'era Pasqua, Natale. Natale si andava in giro con la stella. Ah, anche voi? Per le case. E anche i bambini, il primo giorno dell'anno, passavano per le case. Fare il buon principi? Sì. Allora si dava, quei tempi quando ero piccolo io, castagne. Eh beh sì, giusto. Ovvero uno per negozio e dava la caruba. Vabbè, anche vero. Il padre di Florindo, no? Dava la caruba. Caramelle e arance. Poche, eh? La caramella dava il prete e basta. Ah, questo... Dopo la Pasqua, il giorno delle palme, no? In chiesa erano i canti liturgici. Allora il prete dava fuori l'ulivo, si partiva in fondo della chiesa, perché erano i due cori, uno di una parte e l'altro dall'altra. Si usciva fuori dalla porta e mezzo coro andava fuori e mezzo dentro. Allora cantavano quelli fuori e rispondevano quelli dentro. Poi si bussava sulla porta, aprivano il portone ed entravi come l'entrata in Gerusalemme. Bellissimo, che bravi. Durante la settimana, quando non si suonavano le campane, si aveva le raganelle. No? Ah sì, gli scaracciuli. Sì. E dopo il sabato santo, i tre che comandavano questi ragazzini, si passava per le case, ti davano farina, formaggio, ricotta, quella roba lì. E dopo facevi i gnocchi. E quando uscivi dalla chiesa, a mezzogiorno, mettevi in una carta un po' di sale, andavi lì e mangiavi i gnocchi. Pensa? Allora si facevano delle palline piccole, no? Così, con la farina bianca. Si metteva a cuocere un po', che venivano dure, si portava in chiesa, parlo il 2 di febbraio, le benedivano. Alla candelora? Sì,
E dopo, quando la gente andava fuori, magari c'era un posto che venivano giù le slavine, mettevano dentro questa pallina nel taschino per protezione. Proteggerci. C'era anche qualcos'altro o solo questo? Perché questo è interessante. No, solo questo. Solo questo? Sì. Non l'avevo mai sentito. Poi c'erano delle poesie, qualche poesia che mi ricordo di cui c'era il primo giorno di caccia, no? Allora, è un po' un friulano e un po' italiano. Allora il primo giorno di caccia c'era un piccolo capriolo che scendeva dal Monte Cor, che è qui una montagna, ferito e stanco, scendeva e veniva giù, voleva andare nel Camposanto. Invece è andato fuori dal sagrato della chiesa, era in ginocchio, era sto capriolo, e pieno di paura e di male. E poi pregava il Signore, no? Pregava il Signore perché la gente diventi più buona. Che bello! Lei se la ricorda anche in rima o solo così? Così. Ah, ma è bellissima. C'era una poesia, piove, piove, lento, lento, l'uccellino è spavento, certo un chicco non lo trovi, sotto il pietrisco dentro nei rovi. E dopo un'altra roba di guerra, forse l'ha sentita ancora lei, che era qui, veglia di sentinella, sentinella notturna, la sua taciturna, sopra la roccia scavia, viso pallido, occhi di fanciullo febbrile. Nel cielo passano ombre e ombre, ombre di mamme e ombre di figli, e il fucile che tieni nella mano si perde nell'immensità della notte. E mi ricordo sempre, quando ero militare a Udine, che venivo dalla Slovenia là, di quelle parti, coi carri, carichi di carbone e legna, e andavano a vendere a Udine. Quindi voi facevate i carbonai? Sì. Ah. Sai dove era la Casa Rossa a Udine? Sì, certo. Allora io quando andavo in uscita passavo diverse volte lì e vedevi fuori i cavalli con i carri Sì, perché e il lume appeso sul carro. C'era d'ors. Sì. Voi da qua su quindi portavate via carbone e legna? Noi? Sì. No. No? Cosa facevate qui? Carbone niente, solo il fabbro faceva il carbone per sé. Lo faceva da solo? Erano fabbri bravi qui, ma mica differente. Sì, perché ho sentito che eravate fabbri, norcini, perché facevate, tutto. facevate delle cose stupende anche da mangiare, sì, salami, prosciutto poi che prosciutto. ha una storia. Ho fatto 23 anni in prosciutto ufficio io. Dai. Ero il primo dipendente. Là. Sì. E prima facevo il boscaiolo e il minatore. Il minatore? Dove sono le miniere qua? No, si faceva le gallerie per l'acqua a portarla nel centrale. Oh. Ed ero su anche a Bolzano, che a Bolzano era la centrale più grande d'Europa, del 1929. Però. Dopo sono stato nel bosco anche in provincia di Genova, su un rifugio. A fare sempre il minatore per le condotte d'acqua? No, a fare nel bosco, tagliare. Ah, il taglialegna? E qui avete fatto un sacco di cose, veramente. Sì, mi dicevano che lavoravate anche il lino addirittura. Qui anni addietro mettevo ancora pezzi, mettevo ancora dove l'orto, mettevo un po' di lino, un po' di canapa, un po' di avena, un po' di saraceno, un po' di segala. Ah, proprio. Giusto per vedere come facevano una volta. Però sono semi particolari perché venivano in un tempo molto più ristretto rispetto alla pianura. So che uno di Enemondo che veniva a comprare il fieno qui, che lo davo anch'io quando non avevo più le mucche, vendevo questo, e lui mi diceva, quando lui dà da mangiare il fieno di Sauris, aumentano di latte. Immagino. E specialmente quel fieno di alta montagna è un fieno forte.
Allora, quando facevi le medie, no? Sì? Quando andavi a prendere in autunno, di solito si andava in autunno, si aveva la corda a sbalzo, faceva i fasci e si buttava giù. Era un profumo come fosse vino, Ubriacava addirittura da quanto era la forte. fermentazione. E tutto questo Le bestie patrimonio. si portava su in malgo in giugno, no? E si andava a prenderle il 7 settembre, E poi li tenevate nelle stalle nelle stalle, sì. con il fieno che tagliavate voi per tutta l'estate. Sì. Quindi portarla giù sulle gerle dalla montagna. Che Fasci di lavorone. fieno, no? Che lavorone. Qui si lavorava 10 quintali di latte al giorno, solo a salvarsi sotto. Erano più mucche che gente. Sì, perché 1000 litri, metti anche che fossero 20 per ogni mucca, sono almeno tra le 50 e le 100 mucche. 20. Una mucca una volta se aveva 5-6 kg, era una mucca, perché non davi i mangimi, Giusto, è vero. Non Non erano davi mangimi. stressate, è vero. e così era. È vero, è vero, è vero. So un anno tentava venire il formaggio qui, no? Cos'è, conos'è, e davano la colpa al casaro, no? Mhm. Sai cos'era? Cos'era? Mangime. Electa, non so se ricorda, Sì, era Electa. era uno era dei primi, mangimi. sì, i primi mangimi. E quella era la colpa. Ah, perché voi dall'erba siete passati al mangime per Sì, provare... si davano chissà quanto, diciamo, Sì, sì. no? Però la colpa era quella. Non gli dava sufficiente vitamine, sufficiente Si vede forza. che non era buono proprio. Sì, sì. Io c'ho ancora busta e paga quasi dai primi anni quando ho cominciato a lavorare Quei e tempi. facevi 10 ore al giorno Pensa, e anche il sabato. pensa a te. E la domenica se era bel tempo a far pieno. E quando non andavi a casa, ti dormivi fuori nei casoni, sa cosa sono i casoni? Dormivi lì, sul tavolaccio, paglia sotto, una coperta e basta. A mezzogiorno veniva il cuoco, diciamo, con la polenta, la metteva su una ceppaia e lì ognuno si prendeva Un po'. la sua, sì, Sua quello razione. quello che voleva, no? E il formaggio lo portavi da casa magari, o il salame, e dovevi pagare la polenta. Pensa. Era dura. Il sì. mangiare era sempre quello. E quasi ogni sera patate, Dai. sì. Erano lì, quando entravi in una casa, dicevano prendi su una patata, no? Un caffè o un bicchiere di vino. Vino, no? Una patata. Dicevano prendi su una patata. Era così, beh. Ma facevate anche feste? Vi trovavate fra giovani, ragazze? Sì, la sera d'inverno, Mhm, d'inverno si andava nelle case dove erano le ragazze, no? mhm. E lì si giocava di bestia, tanto, Di bestia? qualche soldino, no? Come si gioca a bestia? Che no? Allora, avevi le carte, li davi fuori, 3 a ciascuno, Mhm. e quando avevi l'asso, o il 3, o il re, dicevi busso. E se non eri te solo, magari erano anche altri 2, che avevano magari solo il re, o il 7 di denari, diciamo, Mhm. e quello che aveva l'asso, il 3, era tutto suo. Ma non si giocava a soldini Sì, così. sì, no, era. Chi aveva soldi? Sì, sì, Chi era beveva spiccio. la birra una volta? Ah, nessuno. Quanti giovani? E poi quando si fumava, sigarette fatte costavano troppo, no? Allora si comprava il tabacco, c'era il trinciato forte Ustia, sì. e quell'altro comune, si ricorda? Sì, no, io l'ho sentito dire, no. E il Io mi ric- Dalmazia anche. No, la Dalmazia. E si mischiava, Ah, perché costava meno, no? Le sigarette fatte costavano di più, le alfa. le facevi con la cartina, no? Mhm. Così che dopo vendevano il tabacco di naso, no? Ah sì, giusto, erano Allora tanti. era un vecchio qui, e durante la guerra non trovavi, no?
Sai come facevano? Fatto il caffè di orzo, asciugava la, come si chiama? I fondi, fondino. La Sì. fondina, metteva un po' di pepe e tirava su quello. E qualcuno non trovava tabacco, o trovava poco, mischiavano con la camomilla. Con la camomilla? Eh sì, Questo non l'avevo mai sentito. no? No. Orca. E poi anche l'ortica, no? Sì. È una qualità di ortica che veniva qui alta così. Mm. Sai cosa facevano? No. Facevano corde. Ah, quindi la mettevano nell'acqua? Cosa facevano? La stessa fattura come facevano con l'ino con la canapa. Però senza acqua? Però non era forte, no? La corda non era forte, no? Si spaccava. Eppure, E come facevano a fare i fili? eppure Lo maceravano? sì, Ah, anche il lino e la canapa viene macerata. Si metteva in riviera, ben messo, doveva vedere come la mettevano, no? E dopo lasciavano un periodo lì e dopo la toglievano. interessante. E dopo era un posto apposta, fatta in quadro così, che queste donne, quando prendevano la canapa o il lino, mettevano un po' a scaldare, dentro facevano il fuoco, Ah, mettevano un po' a scaldare, poi c'era l'attrezzo, li mostro giù, l'ho fatto anche quello, l'attrezzo che battevano per il nervo, no? eh sì, Poi era tutto, erano dei chiodi fuori così, tiravano per pulirlo. giusto, per sì. fare i fili, sì. E poi erano qui, 1, 2, 4 mulini, Ma dai, acqua? acqua. Giù dove è il lago, Mm? adesso andando giù c'è quel ponte giù, no quello del bus, qui giù sotto. Sì. E lì sotto erano questi quattro mulini e una segheria. Penso a E te. poi c'era anche mulini a Saudi sopra, dove hanno fatto le centrali. Mm? Anche lì erano 2 mulini e segherie, tutto così. E cosa portavate al mulino? Beh, tutto, orzo, E segale? orzo, segala, saraceno, Ah, grano turco, si andava a peso, quindi lo perché si portavate. andava a peso a Sì, perché prenderlo. qui non viene, no? E frumento, no? Mhm. Tutto coi cavalli, no? Portava su. E una volta invece partivano qui alle 2 dopo mezzanotte, facevano il pura per andare a un pezzo a comprare frumento o grano turco, no? Tutto a spalla. E facevano tutto il pura. Mamma mia. Eh sì, queste sono verità, anche d'inverno. Pensa. E quando veniva tanta neve, che non era ancora magari spazzaneve, che era tanta, che sentavi col spazzaneve, andavi a spallare a mano giù per il bus, no? Perché era pieno di slavine, no? Mica come adesso in tutte le gallerie, tutto a mano. E queste malghe lei ormai da anni le sta facendo, mi diceva da quando è andato in pensione, che sta facendo queste malghe di legno. Sì, E queste sono tutte riproduzioni di malghe che ci sono qui in giro. qui in giro. Quanto ci mette a farne una di E queste? sai tanto perché devi fare l'incastro, Ho no? visto, perché E è tutto quello, no? incastrato. Devi fare l'incastro. E poi quelle cose piccole tutte a mano, sai tanto, no? Ma usa l'incastro come si faceva proprio una volta, quindi Uguale. col Lo chiodo mostro di... bene. Io ho la manaia, no? Apposta che squadravano i tronchi Perché c'era quella per scortecciare, c'era quella per tagliare. per tagliare. Ah. È tutto a segone, Vabbè, quello sì. una motosega. Arrivata dopo. E facevi anche qualche volta 1 ora e mezza di cammino al mattino e 1 ora e mezza alla sera che ne tornavi a casa
ogni giorno così. E il spazzaneve, trainato dai cavalli, e io sono stato l'ultima volta, si aveva sempre il cavallo, fino a un pezzo. Qui è la sala, sopra il fienile, la cucina, la camera, qui quale, no? Stalla o abitazione, dentro gli attrezzi, e lì uguale. Il quadro lì sono tutte le piante che crescono qui a Sauris. Oh, ma quelle là hanno un suono che dura a lungo anche. Sì. Campanacci. Campanacci delle mucche. Le mucche e le manze, no? Sì, sì. Le manze sono queste qui davanti? Sì, quelle più piccole, Più no? piccole. Oh, guarda casette qua. Guarda che belle. Questa è la malga. Oh, Dentro i formaggi. guarda lì. E in ogni malga una volta era la croce, ha visto? Ah, Che è la passione di Gesù, mhm, con tutti gli attrezzi. spettacolare. E vede tutte le manaie. Per squadrare è questa, vede? Che è larga. Ah, Per giusto, squadrare il tonchi. giusto. Allora Mhm. tiravano il spago e te dovevi andare dritto senza rompere il spago. Tutte e quattro le parti. Pensa, Quella lì. con quella là. E si chiama lada. Come si chiama? Lada. Lada. E questo squalla. Che il taglio parte per parte, no? E dopo i ramponi, quando dovevi camminare sui tronchi che era bagnato, oppure eri sul ripido nel bosco, mettevi sotto gli scapponi, mettevi quelli, no?